Buongiorno a tutti amici. Inizia a fare un po' più di sole, ho notato. Oggi è già molto bello, abbiamo preso un po' di sole in piscina, lavorato, riniziato ad allenarmi con gli elastici dopo un mese o oltre un infortunio che ho avuto in Sardegna. Quindi oggi elastici e anche nuoto. È mezzogiorno e andiamo a mangiarci un paio di cosce di pollo anche oggi. Le ho prenotate da ieri sera. Sono andato dalla signora e gli ho detto che sarei andato oggi a pranzo. Rita è quasi pronta, Davide idem. Poi rientriamo qui e Davide deve fare la scuola dalle 2:30. Io e Rita andremo a fare un giretto come sempre a scoprire l'isola insieme a voi. Buongiorno. Buongiorno Dado e buongiorno Larry. Buongiorno. Siamo pronti? Siamo pronti. Allora andiamo a mangiare cosce di pollo arrosto, anche oggi ci piacciono molto. E in un attimo ragazzi, da casa, 3 secondi di scooter, siamo di fronte alle nostre cosce di pollo. Che fame, che quando mi muovo mi alleno. Grazie signora, grazie. È arrivato anche il Mircone, fuori programma, però cosce di pollo ce n'è sempre. Gatto. Ne sta mettendo altri, ha visto che si è aggiunto uno. Non perdono tempo. Niente, qua non ti danno respiro, neanche ti chiedono. E anche oggi siamo stati bene, speso 10 euro in 4, oggi ha mangiato anche Mirko. 2,50 euro a testa, ci siamo mangiati 6 cosce di pollo, verdure, pomodori e una bottiglietta d'acqua. Adesso mezz'oretta di relax e poi scuola di Dado, sono già l'1:25. Dado inizia la scuola e noi ci facciamo un giretto. Siamo Sfrattati dalla camera, c'è un caldo pazzesco. Ragazzi, c'è un sole assurdo. Andiamo, Rita. In questa? Ah sì, se ti metti avanti non c'è niente nessuno, però vediamo più avanti. Siamo giunti a destinazione, come dice il navigatore di Google. Oh, la Rita si è già organizzata nel suo letto matrimoniale. Un letto che manca solo il materasso. E io nel frattempo faccio una dronatina per tutti gli amici che ci seguono, perché si sta molto bene e c'è il sole. E quindi vi faccio vedere questa costa, questa spiaggia. Avete visto ragazzi che belle immagini dal drone? E poi mi è piaciuto molto quel pezzo di sabbia che c'è in mezzo al mare. Dopo andiamo a piedi e lo facciamo. Comunque tutto palme, queste spiagge con questi localini molto belli. Qua si stanno preparando per l'alta stagione ragazzi e tra un po' aprono tutti. Vediamo invece qua avanti se è già aperto perché voglio bermi un cocco ghiacciato. Guardate queste casette. Ormai Rita, cocco ghiacciato. Guardate questo baretto, questo localino fantastico con l'amac.
Adesso proviamo a camminare dove vi ho detto. Ah, però il fondale è abbastanza... fa male. Bisognerebbe camminare con le scarpette. Ragazzi, c'è sempre più caldo e c'è una pace assoluta oggi, non c'è un filo di vento, stiamo grondando. Guardate quanto sto sudando. Adesso mi stanno portando una spremuta, come un frullato di ananas, e poi mi faccio un bel bagno. Qui nel frattempo il locale è aperto e hanno messo i tavolini in spiaggia. È meraviglioso, meraviglioso. È arrivata il mio frullato di ananas, che buono deve essere, fresco. Ci vuole troppo, bisogna bere molta acqua e molta frutta. Io per fortuna non sto più bevendo né birra e né vino, quindi va bene. Con questo caldo l'alcol non si sposa, diciamo, assolutamente. Squisito. Siamo ancora fermi qua, tra una dronatina e l'altra, perché il posto merita, è troppo bello. Adesso mi faccio una passeggiata anch'io in acqua. C'è caldissimo, abbiamo sudato tutta la sera. Adesso c'è bassa marea ed è pieno di persone qua su quella lingua di sabbia che abbiamo fatto prima con Rita. E vedo anche altri droni in aria. Beh, sono belle cose da filmare.
Bene ragazzi, si rientra, Davide ha finito la scuola, finisce tra 10 minuti e noi tra 10 minuti siamo in camera. Andiamo. Sei in punto ragazzi, rientrati senza navigatore. Sono stupito, no, ho un buon senso dell'orientamento, però ci ho provato ma ero convinto di sbagliare, invece eravamo dall'altra parte dell'isola e invece sono rientrato alla grande. Vediamo Dado, deve aver finito la scuola. Oggi è stato davvero bello, ha fatto tanto caldo e forse oggi un po' ci siamo riabbronzati. Sì, oggi sì. Vero? Beh ragazzi, adesso bagno in piscinetta anche per accontentare Dado, ha finito la scuola. Mi aspettavo fosse fredda. Ma che... sei diventato bravo a fare i backflip. Sì, mi sono allenato. Siamo pronti per andare a cena. Rita deve vedere in questo market se trova una crema per il corpo, poi ceniamo in uno street food qua dietro casa, nuovo, che non abbiamo ancora provato. Però creme non ne vedo. Vero Rita? Questi che cosa sono? Shampoo di sicuro. Qui crema, questa che cosa? Non lo so. Mirko. Vai là. Bonsoir. Ma dove sali? Siamo arrivati. Casa, è lì, Siamo già seduti nel ristorantino ragazzi. Io mangio, se non sai, Se non, pad thai. sì, se non, com'era? Se non sai, ordina sai, sempre il ordina pad thai. Il patè è buono con la Il carne. pad thai ti piace? Come la vuoi? Non tanto però. Con le maialon? No, pad O thai col è pollo? Pollo o maiale? Sono i noodle, il pad thai. Il piattone di Mirko arrivato sembra molto buono, ma anche quello di Davide. Carne, riso e cetrioli. Il piatto abbastanza classico. Un classico per te ormai. Classico della cucina thailandese. E questo è il mio. Verdure, pollo e riso. Assaggiamo ragazzi. Quello di Rita. Buono Rita. Mi mangerei il mio e anche il tuo. Lo so. Cenetta finita amici, ottima, ha pagato meno di sempre. Oggi forse abbiamo speso io, Rita e Dado tipo 4,50 €, 5 euro. E mangiate anche bene. Benissimo. Mangiate anche bene buonissimo, oggi. Sì. Sì. Buongiorno a tutti amici. Anche oggi bellissima giornata, calda. Ho già nuotato. Sono venuti a pulirci la pompa di calore. Fanno ogni tanto delle manutenzioni. E adesso vado con Mirko. Domani lui parte e adesso vado con Mirko a vedere delle cose che potrebbero servirmi per il futuro, che ne so, dei punti strategici dove andare magari a parlare per fare delle escursioni o per un'imbarcazione. Passa qui, con i 2 scooter andiamo. Tutti i giorni piscina, elastici ragazzi, e mi rimetto in forma qua in relax. Ne avevo bisogno. Qui ragazzi ci sono tutti i tour operator per poter prendere qualsiasi nave che poi ti porta in un'altra isola. Lì hanno le navette che ti portano negli aeroporti, quindi si fa tutto da qui. Ci sono diverse agenzie, vedete, ce ne saranno una decina con diversi prezzi e quindi si fa tutto da qui. Mirko adesso sta infatti facendo i suoi biglietti perché domani lascia l'isola, sta sentendo Mumi e poi ci spostiamo. Adesso ho visto dove dobbiamo recarci per poter fare le varie escursioni, per visitare le altre isole, quindi appena finiamo di visitare questa, ve la facciamo vedere più o meno tutta, ci spostiamo e iniziamo a visitare anche le altre ragazzi. Non vi faremo annoiare mai,
Sono contento di aver visto dove si prendono le barche per andare nelle altre isole per fare tutte le escursioni. Così tra poco iniziamo anche a visitare qualcos'altro. Sempre quando Davide non avrà la scuola. Dal venerdì alla domenica. 3 giorni, però sai, 3 giorni in un'altra isola, 3 giorni da un'altra parte, sarà sempre positivo. Adesso si va a pranzo dove abbiamo cenato ieri. dove abbiamo Si mangia cenato bene, ieri. si vede pochissimo. e si Torniamo sta lì. bene. Sì. Oggi io minestra, brodo di noodle, carne e verdure. E per chiudere il pasto un banana pineapple. Banana pineapple. Mentre a me dovrebbe arrivare a breve un watermelon juice. Assaggiamo. È buono. Quello è buono. Sa di anguria, l'anguria è incredibile. Anche più di 70. E dopo il pranzetto, caffè. Fai la foto qua con le api. Wow, che bello, caffè. Hello, Ciao. how are you? Good, how are you? I'm much better now. Oh, enjoy your frozen yogurt. Thank you. Prima c'era un bel letto che guardava di là perché era tutto aperto. Bello questo locale. Sì che la zia di Mumi ha costruito, gli ha tolto tutta la visuale a lui. Mirko, cosa ci racconti? Cosa vi posso dire? Questa avventura isolana presto sarà finita per me, ma per loro continuerà. Io manderò piccoli video da Bangkok dove farò ancora qualche giornata e rientrerò ad Abu Dhabi dove saltuariamente farò collegamenti con l'amico Roberto per capire se la situazione sta evolvendo in meglio. Ti mancherà la Thailandia di sicuro. Sì, tu hai visto come io vivo la Thailandia. Sì. E come si vive in Thailandia. Non è solo una nazione dove c'è un tipo di turismo specifico che tutti siamo abituati a pensare, ma c'è molto e molto di più. È una bella nazione, per il momento noi ci stiamo trovando bene. Mancherà anche a noi, credo, quando andremo via, ma abbiamo sì. tanti giorni. Sì. Buon viaggio a Mirko, buon rientro a Mirko. Grazie Ciao. per essere stato con noi. Ciao followers! Abbiamo trascorso tanti giorni insieme. No, 20 giorni. Ah no, sì, contando Abu Dhabi, sì. 20 giorni insieme. Venitemi a trovare a Abu Dhabi, in Thailandia, dove sono? Chiamate. Ricordatevi ragazzi, un'altra cosa che dobbiamo aggiungere, che Mirko potrebbe interessarsi, occuparsi magari di un vostro viaggio, di una vostra vacanza. Contattandolo, vi lascio magari un numero, una mail sua in descrizione, e quindi contattandolo potreste mettervi d'accordo per avere un punto d'appoggio, un aiuto per programmare tutto e comunque mettervi d'accordo con lui. Vuoi aggiungere qualcosa? Niente, siete tutti benvenuti chiaramente. Facendo riferimento a una persona che conosce più o meno le dinamiche sia degli Emirati Arabi che della Thailandia, non c'è poi il rischio di incappare in giornate dove credevamo che, e piuttosto facciamo cose che so già che vanno bene per le persone e non si rischia di perdere tempo. Chiaro, facciamo un esempio pratico. Quindi un volo dall'Italia, se venite a trovarlo dall'Italia, se avete bisogno di lui, se vi volete appoggiare davvero a lui e venite dall'Italia, certi tour operator fanno fare 12 ore di volo dall'Italia a Bangkok, ad esempio da Milano a Bangkok. Mirko lo sconsiglia sempre e io sono d'accordo con lui perché facendo uno scalo ad Abu Dhabi noi abbiamo fatto 6 ore di volo e basta, ci siamo riposati un paio di giorni, abbiamo anche assorbito, ci siamo abituati alle 3 ore di fuso orario, se no sarebbero 6, diventerebbe ancora più problematico i primi giorni di vacanza o di viaggio. Invece si smezza, si smorza sia il jet lag che le ore di volo. E il clima.
è il clima, il ci si clima, abitua si già comincia ad lì. abituare al caldo e non più al freddo. Ok, grazie Mirko, è stato un grande piacere. Ciao, buon followers. rientro, grande. Nel frattempo che Dato fa la scuola andiamo a fare il solito giretto per l'isola, magari vi facciamo vedere qualcos'altro di nuovo, lo vediamo anche noi. Oggi ragazzi vi facciamo vedere Koh Ma, è un posto famoso nell'isola di Koh Phangan perché c'è una lingua anche oggi di sabbia che porta in un'isola. Adesso giro la GoPro, siete pronti? Questi posti avrei dovuto farveli vedere tutti con le belle giornate che arrivano magari tra qualche giorno, tra una settimana, ma noi siamo ansiosi di girare, di scoprire l'isola e quindi quello che viene viene, non programmiamo nulla. Oggi siamo qui e ve lo facciamo vedere oggi. Ma poi Va bene? lo rifaremo vedere anche col sole. Probabile. Ok, giro la GoPro. Quello è l'isolotto che c'è di fronte. Vedete che tutti passeggiano da qui, c'è quella lingua di sabbia che porta sino all'isola. Anche qui bar e ristoranti che frequenteremo più avanti. Ricordatevi che ci siamo qualche giorno nell'isola, dobbiamo rimanere un bel po', quindi abbiamo tempo per tutto. Se voi avete poi dei desideri, volete vedere qualcosa, sapete che siamo qui, scrivetecelo nei commenti e noi possiamo anche farvi vedere quello che volete, magari qualche tipo di escursione che conoscete o che vi piacerebbe appunto vedere. Guardate che posticino, ed è nuvoloso, col sole sarebbe un altro mondo. Qua oltretutto c'è da fare una dronata assolutamente, ma sta forse per piovere, c'è anche un po' di vento, quindi la facciamo magari un altro giorno, abbiamo la scusa per ritornare. Oh, non è che ci voglia molto da dove abbiamo la stanza, in 18 minuti mi sa che ero qua. No, ma questo lo voglio vedere, è assurdo, Qua si incontrano i due mari, sempre lo stesso mare, però figo, Guardate che isolotto selvaggio abbiamo di fronte, l'acqua davvero bollente. Mi sento un po' Robinson Crusoe. È bello. No, nell'asciugamano no, nell'asciugamano no. È bello ciccione sei, Adesso bagnetto ragazzi, con queste temperature dell'aria, dell'acqua, è una gioia assurda. Ma guardate questa spiaggia, dopo facciamo una passeggiata con Rita. Stiamo aspettando il sole ragazzi, vogliamo il sole, il caldo davvero thailandese. Per il momento, da quando ci siamo, giornate di sole pieno non ne ha mai fatto. Speriamo nei prossimi giorni. Adesso Brindisi. Brindisi, non c'è il sole ma ce ne freghiamo, c'è sempre caldo, si sta bene, si sta sempre bene. Salute a tutti amici, una Chang, un'altra Chang, mia terza birra in Thailandia, ci sono 10 giorni, sto bevendo più niente. Stiamo bevendo watermelon, stiamo bevendo spremute o frullati di banana. Alcol poco, c'è caldo, meglio bere altro. Però buona, è sempre buona. Ragazzi, si rientra. Ci siamo goduti un'oretta e mezzo questa spiaggia, anche se è nuvolosissimo. Torneremo anche con Davide, magari pranzeremo qua perché abbiamo visto dei piatti interessanti, piaceranno anche a Dado.
e faremo una dronata di questo posto perché c'è una spiaggia avanti incredibile, poi ce n'è un'altra avanti ancora isolata, chissà se si può scendere o da dove si scende. Comunque adesso rientriamo, sono le 5 e Davide finisce alle 6, rientriamo piano piano. Troppa fame ragazzi, una birretta mi ha aperto lo stomaco, qua stanno arrostendo e ne approfittiamo. Hello. Fatica. Adesso siamo da 7-Eleven e stiamo comprando della crema corpo perché non si trova da nessuna parte, invece qui c'è e non è neanche troppo cara, costa 150 ml, 33 baht, 90 centesimi. Girottando ragazzi scopriamo sempre qualche bel posto. Belli questi bungalow di fronte al mare in questa spiaggia. Vi faccio vedere la vista che hanno e mi avvicino. Con l'amaca, 2 sedie, proprio bungalow per coppiette. Guardate che belli. E poi sono qui. La Rita quasi pronta per uscire a cena. Non ci stiamo abbronzando, sì. Ma forse un pochino sì, un po' di colore lo stiamo prendendo. Sì, ma non molto. Sì, no, vabbè, certo, il sole c'è, non c'è. La doccia ce la siamo fatta tutti. Ci siamo riposati un secondo. Ultima cena insieme a Mirko in Thailandia. Ci sentiremo come sempre, come abbiamo fatto in questi anni, ma chissà quando ci rivedremo. Bene, si veste Rita, ci vestiamo anche noi e usciamo. Pronta? Andiamo a mangiare. Ho parecchio appetito. Anch'io. Perché stiamo mangiando piatti troppo
Ti saziano sul momento, ma sono leggeri poi alla fine. Ma poi sono piccolini, cioè noi No, quando vabbè, a me mangiamo, saziano. me ne dovrei mangiare 3 di questi piatti. Costano poco, ma me ne dovrei mangiare 3. Mangiane 2. La combricola è pronta per andare a cena, eccoci qua. Ciao. Ciao. Abbiamo trovato il nostro nuovo ristorantino, street food sempre, piatti da 50-60 baht. Ma street food qua ne vedo tanto. Eh sì, beh, sei in strada. Vabbè, Beh, sembra un ristorantino. un po' più Un po' più chic. normale. Oggi abbiamo scelto più piatti, c'era un bel menù con tutte le fotografie, è stato anche più semplice, anche se ormai abbiamo già capito di cosa si tratta. Vero, era un bel menù, più assortito. Sì, un po' a caso. No, abbiamo preso anche dei, come si chiamano? Tipo fagottini, di involtini di carne, sì, abbiamo preso qualcosa di diverso. Stanno pian piano arrivando tutti i piatti, oggi ragazzi ceniamo molto bene. Poi abbiamo preso di tutto, salatona, noodle con pollo e verdure, gli involtini col pollo. Tanta roba oggi, Dado! Per Dado invece pollo, riso e anche le carotine, altre verdure sotto, quindi anche questa è verdura. Davide, oggi puoi mangiare bene. La scelta è stata questa. E questo è l'ultimo piatto che abbiamo ordinato. Un riso con verdure e pollo. Che aspetto squisito. Sto infilando dappertutto. Quanti piatti oggi?